Buongiorno a tutti, siamo qui con il portiere del Malo che ci ha battuto il CUS Venezia 19-18, Alessandro Borghi. Come ti è sembrata questa partita? Bella. Secondo voi come avete giocato? Secondo te? Abbastanza bene. Così. Meritavate di fare di più o il punteggio è stato giusto? Bisognava fare di più. Bene, grazie. Adesso linea allo studio. Siamo qui dopo la partita CUS Venezia Malo A. Il nostro portiere Pietro Urbani, adesso gli chiederemo per lui come è sembrata la partita nell'attacco e nella difesa. Beh, sì, è andata abbastanza bene, e in difesa abbiamo giocato bene, anche in attacco. I portieri degli avversari sono stati molto bravi. Abbiamo giocato in tutte e due le circostanze bene. Meglio attacco o difesa? Meglio l'attacco. Oggi meglio l'attacco. Basta, finito. Cosa? Qualche rammarico? No. Sicura? Sì. Ok, andiamo alla linea allo studio. Siamo qui ancora al Palacus Venezia nell'intervista dopo partita. Stiamo per intervistare Pietro Bozzato e Ernesto Ruben. Come vi è sembrata questa partita? Beh, l'abbiamo giocata bene, soprattutto nel secondo tempo, e sono soddisfatto anche dei risultati che abbiamo avuto in difesa. Ernesto, secondo te potevamo fare di più in attacco o questa partita è stata giusta il risultato? Secondo me potevamo fare molto meglio in attacco. Abbiamo sbagliato molti gol e abbiamo sbagliato anche molti contropiedi. La difesa come ti è sembrata, Pietro? La difesa era buona soprattutto nel primo tempo, poi nell'attacco a me hanno anche cambiato di ruolo, mi sono un po' incasinato. Sto qui è andato terzino e basta, non so. Enrico, secondo te il tuo ruolo da pivot? Ernesto, secondo te il tuo ruolo da pivot è giusto? No, preferirei il terzino sinceramente. Grazie mille a Ernesto e a Pietro Bozzato. Adesso linea allo studio. Bentornati, siamo sempre sul Telecus e faremo delle domande a Francesco Belli e a Paolo De Paoli. Come è andata la partita, Checco? Secondo me lo svolgimento del primo tempo potevamo fare molto meglio sia in difesa che in attacco. Nel secondo tempo invece sono stato soddisfatto soprattutto dell'attacco. La difesa c'è sempre qualcosa da migliorare e comunque sono contento. Paolo? Ma brucia sempre perdere di uno e quindi sono contento, ma potevamo giocare molto meglio secondo me. Quanti gol hai fatto? Io 2. 2 o 3, non mi ricordo. 2 o 3. Abbiamo giocato meglio in difesa o in attacco? 4 ne ho fatti. Ma secondo me abbiamo giocato meglio dipende dai momenti, diciamo, perché in attacco tempo? Meglio in attacco. No, forse anche nel secondo, in attacco abbiamo giocato meglio. E il secondo? Anche. Difesa, secondo me primo tempo in difesa e secondo tempo in attacco. Ma sì. Le domande sono finite e linea allo studio. Siamo qui di nuovo con TG CUS e ora abbiamo un giocatore del Malo, un terzino, si chiama Marco. Com'è andata la partita secondo te? Bene. Per voi è stato meglio il primo o il secondo tempo? Primo. Quanti gol hai fatto? 5 o 6. È
Per te è stata dura o facile? Dura. Raccontaci un po' la partita. Siete stati bravi nel secondo tempo e abbiamo avuto un calo. Invece nel primo tempo abbiamo giocato meglio. Così. Dopo, come ho detto già, abbiamo avuto un calo nel secondo tempo e tutto. Le domande sono finite, sì. Lì nello studio.